La sfida elettorale è partita. Sono 309 le città venete chiamate al voto, di cui solo 24 sopra i 15.000 abitanti. 75 i comuni vicentini chiamati alle urne. Il più popoloso è Bassano del Grappa, con più di 42.000 residenti. Al secondo posto Schio, con più di 38.000 cittadini. Seguono Valdagno, Arzignano, Montecchio Maggiore e Cassola. In questi comuni, con più di 15.000 abitanti, in caso di ballottaggio, si torna al voto domenica 23 e lunedì 24 giugno. Il centro più piccolo che va al voto nel Vicentino è invece L'Aste Basse, con soli 189 abitanti. I seggi sono stati aperti alle 3 di questo pomeriggio e chiudono alle 11 di sera per poi riaprire domenica dalle 7 del mattino alle 11 di sera. Per il rinnovo del Parlamento europeo l'Italia eleggerà 76 membri, di cui 15 nella circoscrizione 2 dell'Italia nord-orientale, che comprende Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Si vota con sistema proporzionale con la soglia di sbarramento al 4%. Lo spoglio per le europee inizierà alle 11 di domenica sera, mentre per le amministrative dalle 3 del pomeriggio del lunedì. La sfida elettorale è iniziata.